Gianmarco Falasca, match winner, un gol che vale 3 punti, una gara complicata che però siete riusciti a portare a casa con merito. Sì, sapevamo che era la partita più difficile perché poi ci preparava a 4 scontri diretti, quindi era fondamentale fare 3 punti oggi. Ci siamo riusciti, siamo contenti comunque che è stata una vittoria maschia, determinata, anche se magari se vincevamo un po' più facilmente non ci faceva male, però queste sono le vittorie che fortificano il gruppo, ti danno più spirito. Primo tempo in controllo, siete passati in vantaggio, secondo tempo siete rimasti in 10, però poi alla fine il Triestina insomma, non ha creato grossi pericoli. No, è un peccato perché anche il secondo tempo avevamo iniziato bene, comunque avendo il controllo del gioco. Poi c'è stato l'episodio dell'espulsione che ci ha un po' complicato la vita, però siamo riusciti a rimanere in campo ottimamente, senza correre pericoli, magari con un po' di fortuna avremmo potuto anche chiuderla. Sono molto contento del gol, soprattutto perché la palla è venuta da Daniele Molino. Ci tengo a dirlo perché è un ragazzo che quest'anno ha vissuto un periodo particolare con 2 infortuni che non l'hanno spesso reso disponibile, però quando c'è in campo dà sempre una grossa mano alla squadra e si vede. E oggi ha giocato da mediano. E oggi si è messo al servizio della squadra e ha fatto vedere che oltre ad essere un grande giocatore è anche un grande uomo che quando sa si sa mettere al servizio della squadra.